Tende con Pisapia. Pisapia, eccolo il servizio per Succi che prova subito il giro De Bernardo, chiamato in causa, risponde presente. Attenzione a Pisapia che trova un varco, la risposta di De Bernardo, il pallone rimane lì e la Roma Calciotto trova il vantaggio sul respinta di De Bernardo, arriva il 3-2 fermato da Marrocco. Contropiede con Succi che rimane in possesso del pallone, il tocco di tacco per Roberto Pisapia, ma grandissimo anche l'assist di Succi che non ha tirato ma ha servito il compagno. È il 5-2, la Roma si porta a 2 gol di vantaggio nel giro di 120 secondi. Chiamato in causa anche il portiere, porta palla Pisapia, si prende tutto il campo che ha a sua disposizione, sono 24 sul cronometro, la piazza esce fuori di poco. Che non la trattiene, Pisapia, centrale, eccolo il tiro per il vantaggio della Roma Calciotto, la apre e la chiude Daniele Zullo, riesce a toccare l'incrocio dei pali per un gol fondamentale, quello del 5-4 della Roma.